Buonasera ai radiotelespettatori, sono Loris D'Alto, sindaco di San Pietro di Feletto, e questa sera sono qui a presentare un progetto particolare che l'amministrazione comunale e la Proloco di San Pietro di Feletto hanno voluto ideare e realizzare in questi 4 anni in cui abbiamo celebrato il centenario dell'inizio e della fine della Grande Guerra. Il progetto che abbiamo ideato lo abbiamo chiamato Grande Guerra, la coscienza della conoscenza. A ideare questo progetto sono stati dei componenti della Proloco, presidente e vicepresidente in particolare, e dei componenti dell'amministrazione comunale, in capo naturalmente il sindaco, l'assessore alla cultura e qualche altro consigliere. L'idea di questo progetto, volendo realizzare un programma proprio che in qualche maniera ripercorresse e rivisitasse le tappe del grande conflitto, abbiamo pensato di appunto creare un progetto che coinvolgesse a 360 gradi la popolazione, in particolare le giovani generazioni, alle quali attraverso la scuola, in particolare la scuola secondaria di primo grado, quindi la scuola media, le abbiamo coinvolte in studi, ricerche che a 360 gradi hanno voluto cercare nel territorio, nelle conoscenze, quindi nei nonni, nei bisnonni, che ricordassero i fatti della Grande Guerra. E devo dire sono usciti veramente in questi 4 anni 4 mostre bellissime, di cui una è attualmente esposta, l'ultima, nella sede municipale, che raccolgono appunto tutto questo materiale che farà memoria alla collettività di tutto ciò che è successo, delle atrocità che sono successe in questi 4 anni. Quindi l'obiettivo è stato quello di riportare all'attualità quella che è la memoria collettiva di questi fatti, per tramandarli alle giovani generazioni, ma in generale a tutta la popolazione. Accanto a questo abbiamo voluto creare anche un qualcosa di particolare, e posto che siamo territorio di produzione di vino, di Prosecco, Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore di OCG, abbiamo pensato di legare questo progetto anche al vino. Allora che cosa abbiamo pensato? Beh, innanzitutto abbiamo ideato e pensato per ogni anno della Grande Guerra un valore da associare all'anno. Ecco che i 4 valori che di anno in anno abbiamo svelato proprio in occasione dell'inaugurazione della mostra dei vini sono l'ardore patrio, 1915-2015, a memoria e a ricordo di quelle giovani generazioni che partivano per la guerra molto spesso senza sapere il perché e dove andavano e che cosa li aspettavano, ma partivano con questo ardore della gioventù per difendere la propria patria. Il secondo valore invece lo abbiamo voluto, il secondo anno quindi, lo abbiamo dedicato alla donna ed in particolare alla forza silenziosa delle donne che durante il conflitto mondiale il primo conflitto mondiale, si sono sostituite agli uomini e hanno combattuto anche loro la loro guerra non meno dura di quella che affrontavano gli uomini al fronte. E quindi il valore che abbiamo identificato appunto è la forza silenziosa, dedicata quindi l'anno 1916-2016 del centenario alle donne. Il terzo anno non poteva che ricordare i fatti storici e quindi il valore identificato è linea prima, proprio a significare lo spostamento del fronte da Caporetto la linea del Piave in particolare, e quindi questo la linea prima, con tutte le conseguenze poi e le battaglie cruente che ci sono state. Il quarto anno invece il valore che abbiamo identificato è umanità riconquistata, a voler dire si è vinta la guerra ma ha vinto la pace sulla guerra, e quindi l'umanità ha riconquistato quella pace che tanto desiderava. Questi valori però sono serviti anche per, come dicevo prima, creare un vino. Quindi abbiamo affidato al dottor Renzo Moret, enologo, che ha fatto parte del comitato, il compito di trarre da questi valori, quindi da questi 4 valori, 4 vini che avessero delle particolarità.
evidentemente dovevano essere fatti con uve o con vitigni dell'epoca. Ecco che allora è nata Linea Prima, Forza Silenziosa, Ardore Patrio e Umanità Riconquistata. I primi due sono due bianchi, il secondo è un rosso, proprio per la cruenza delle battaglie lungo la linea del fronte. Il terzo anno e il quarto anno invece è un rosé, leggermente mosso. Non abbiamo voluto volutamente mettere e identificare uno spumante perché, ecco, una guerra, anche se finisce, non si festeggia mai. Ed eccole qua, quindi le 4 creature dell'enologo, le 4 bottiglie che abbiamo realizzato. La prima, Ardore Patrio, con il contenuto appunto di quel vinaggio che abbiamo fatto che si chiama Ardore Patrio, un bianco. La seconda, Forza Silenziosa, sempre un bianco un po' più mosso rispetto al primo. Il terzo invece un rosso, e guarda caso un uvaggio tra Cabernet e raboso, proprio a significare la durezza delle battaglie che sono state combattute, e invece il terzo anno un vino più gentile, la Umanità Riconquistata, un rosé molto più morbido al palato. La particolarità è che abbiamo voluto coinvolgere anche degli artisti, 4 artisti che, come l'enologo hanno interpretato il valore, anche gli artisti si sono dilettati nell'interpretare quel valore in chiavi artistiche. Questi artisti, chi sono questi artisti? Beh, siamo partiti da un italiano, Zannin Ivan Mario, che ha disegnato su questa tela il valore Ardore Patrio. Ecco che questi soldati giovani partono, in rilievo tra l'altro, partono con la bandiera, con lo stemma sabaudo, partono per la guerra in maniera molto, con l'ardore della gioventù. Uno si volta indietro perché, ahimè, guarda ciò che lascia perché non sa che cosa andrà a trovare. Evidentemente questi soldati si trovano sulle nostre montagne e quindi questo è stata la rappresentazione appunto del valore dell'Ardore Patrio, che poi è diventata l'etichetta della prima bottiglia e del primo vino. Il secondo anno invece siamo voluti, proprio per testimoniare il conflitto internazionale, andare fuori l'Italia e siamo andati in Austria con l'autrice Jacqueline Sieber, un'artista, scusate, una pittrice, Jacqueline Sieber, un'artista che opera ad Innsbruck e ha gallerie un po' in tutto il mondo, quindi un'artista molto molto quotata, e la quale ha rappresentato appunto la sua interpretazione di questo valore forza silenziosa, la forza di queste donne. Vedete questa donna che si trova in un paesaggio, in una città distrutta dalla guerra, con tante persone profughe che si stanno muovendo. Il terzo anno invece è stato l'anno, siamo andati ancora all'estero, siamo andati per la precisione in Slovenia, ed è l'anno di Fulvia Zudik, alla quale è stato assegnato appunto il valore linea prima, la rappresentazione di linea prima, e devo dire che ha fatto proprio un capolavoro, perché questa città desolata con queste linee che rappresentano idealmente le linee del fronte e i vari fiumi, il Tagliamento, l'Isonzo, per arrivare fino al Piave. Direi che migliore risultato non poteva esserci, abbinato quindi a un vino rosso, il raboso, che dicevo, la cui componente fondamentale è il raboso, che dicevo prima. Ultimo anno invece abbiamo voluto andare ancora in un paese estero, in un paese europeo che ha partecipato al conflitto internazionale della Prima Guerra Mondiale. Siamo andati in Ungheria con un artista di fama internazionale che invece ha voluto e ha dipinto l'umanità riconquistata, quindi questa donna con un
viso molto più disteso, che quasi con le mani concerte ringrazia per la pace, per l'umanità ritrovata. Ecco, questo è il progetto che ha coinvolto, al quale abbiamo lavorato in questi 4 anni, che oltre naturalmente alla bottiglia ha visto tanti interventi, la presentazione di tanti libri, le mostre come dicevo prima. Questo proprio per voler risvegliare la memoria collettiva della nostra comunità e delle comunità in generale, perché devo dire che siamo riusciti a portare oltre i confini, con il coinvolgimento di queste 3 nazioni, ma oltre sicuramente la Regione Veneto, questo progetto. E che cosa dire? Abbiamo fatto la presentazione di tanti libri, abbiamo fatto la presentazione di documentari, abbiamo realizzato documentari che resteranno nella storia. Io chiudo qui la presentazione di questo progetto, saluto tutti, in particolare gli amici del Sud Brasile che so ci ascoltano e ci vedono. Un grazie e un arrivederci a tutti.